quindi tu devi partire? Sì, purtroppo. Ma forse ci rivediamo a scuola. Ok. Spera la Tito! Kim, andiamo! Adesso devo andare. Ciao! Ciao. Ok, ci siamo tutti? Non dobbiamo aspettare nessuno, giusto? Siamo ok. Possiamo cominciare. Che cosa abbiamo da fare oggi? Ma io proporrei di leggere il discorso della Turchia, così ce l'abbiamo Discorso pronto. Turchia, Sì. giusto. Chi se la sente? Faccio io. Pensi tu? Sì, dai, ok, allora cominciamo ragazzi. Dai. Allora, no alla Turchia in Europa. È dei responsabili chiedere l'ingresso della Turchia in Europa in questo momento di crisi economica. Allora, la Turchia ha 80 milioni di abitanti, gran parte di essi sono giovani e farebbero concorrenza ai nostri tanti ragazzi che nel pieno della crisi perderanno il lavoro o non riusciranno a trovarlo. Quindi loro ci ritengono inferiori, ma noi sappiamo che è il contrario, ovviamente. Neanche dirlo. Chiudiamo le porte agli stranieri, teniamoci stretto il nostro lavoro e la nostra gente, evitiamo il contatto con chi potrebbe solo danneggiarci o usare violenza contro di noi. Alziamoci tutti e liberiamoci degli stranieri e allontaniamo i turchi tutti insieme. Poi vabbè, applausi, ovazioni. Dove ne pare? Oh, secondo me è semplice e diretta. Perfetta direi. Sì, poi c'è proprio tutto, quindi mi piace. Anche secondo me è buono. Sarei curiosa di sapere cosa rispondono adesso. Tito? Sei tu che devi leggere. Sì, ottimo. Ma ascoltate almeno. Sì, certo. No, vabbè, che stavo pensando che... No, ancora l'amica turca, basta dai. L'amica turca. La nuova amica di Tito. Ma che ragazzi? Dai, ancora la tua amica turca, su Tito, dai, devi superare l'abbandono. Basta. Stronzi. Dai, è che stavo pensando ad altro, basta. Sì, oh, raga, io devo andare. Che dite, birretta in piazza stasera? Zero. C'è anche quella coda folk, il gruppo turco. Zero. Non ci vado. Ma infatti andiamo, studiamo il nemico e poi Tito vede la sua amichetta. Una fidanzatina. Sì, ti ammazzo. Facciamo una strappo per Tito. Ciao ragazzi. Ciao. Kim, iniziano! Sì, vieni. Ciao. Finito? Quanto ci metti? Un attimo, mi metto questa. Tu sei pronto? No, Dai, tanto abbiamo un sacco di tempo. ho fame. E poi devo ancora cambiarmi, lo sai. Dai, ho finito. Ma Ok. ti vedo emozionata. Sì, un po'. Insomma, sai come potrei incontrare qualcuno del gruppo turco. Anche perché ci hai messo tanto a prepararti. Mezz'ora. Mezz'ora. Insomma, una mezz'ora. Dai. Dai, andiamo. Cess. Oh ragazzi, birra finita. A chi tocca? A me, te lo datemi su. Sì. Ascolta, lascia stare, o ebreo. Ci penso io. Per tutti? Sì. Ok. Kim? Sei Kim? Sì. Ti ricordi, sono Tito. Giocavamo insieme da bambini. Tito, ciao! Come stai? Bene. Quanto
tempo è passato? Tanti anni. Allora eravamo vicini di casa. Sì, certo. No, non ti ricordi che volevamo costruire La casa sull'albero. L'abbiamo fatta poi, certo. Gli scivoli li hanno cambiati, ma ci sono sempre. Ascolta, perché non domani ci raccontiamo un po' di cose? Beh, ma sei con qualcuno? No, cioè sì, però vabbè, non è un problema. No. Dai, rimani con noi allora, ci raccontiamo un paio di cose, ti presento un amico, ok? Ok. Joseph. Lui è Tito. Che c'era? Vabbè, dai, adesso ti raccontiamo un po' di cose. Dai, rimani con noi. Dai, amico rimane, dai. Sì, ok, ho già detto di sì. Poi non siamo amici, ok? Va bene, dai, andiamo, ci guardiamo lo spettacolo, ok? È Guglielmo. Oh, scusami. Scusa un cazzo, guarda cosa hai fatto. Non l'ho Fatto apposta. Non me ne frega un cazzo che non l'hai fatto apposta. Sì, brutto affronto, ma l'hai visto di dov'era? Faccio cadere tutta birra! Ma straniero di merda! Ah, adesso sarai chiamato, pezzo di merda. Giose, tutto bene? Fermo, sei graffiato, fermo. Mi fai schifo. Ringraziamo la dottoressa Cossu per il suo intervento. Ora passerei la parola direttamente al coordinatore del gruppo universitario Giovani Attivisti Universitari, Tito Beh. Grazie, buongiorno. È da irresponsabili chiedere l'ingresso della Turchia in Europa, soprattutto in questo momento di crisi economica. La Turchia ha 80 milioni di abitanti, molti dei quali naturalmente sono giovani. Questi giovani, venendo in Italia, possono rubare il lavoro a noi italiani giovani. Scusate. Che succede? Cari amici, io so quanto contiate su di me, che cosa vi aspettiate che io dica. Capisco anche per giustificare le nostre comuni paure sul diverso, sullo straniero. Noi abbiamo sempre visto il diverso come un nemico. Sì. Ma mi è capitato di riuscire a vedere nello straniero invece un vero amico, come un fratello, più fratello di certi amici che consideravamo tali. Quindi
Non voglio. Non posso. Non posso coltivare certe idee. Scusate.